È bello. Oh, eccoci qua, eccoci qua. Amici cari, questa è il croccantino. Questa è Shiva, la mia cagnetta, salvata dalla strada 6 anni fa, da 6 anni vive in casa con me e d'amore e d'accordo. Mi segue ovunque. Bello, mangia, mangia, mangia. Sto girando questo breve video per dire a tutte quelle persone che abbandonano i cani di non farlo. È una cosa crudele, specialmente in questo periodo. Hai voi quanti sono stati di abbandono. Abbandonare un cane è come se uno di noi venisse abbandonato da un momento all'altro dalla propria famiglia. Come si trova? Si trova sprovveduto, non sa come sopravvivere, non sa dove dirigersi, dove indirizzarsi, senza considerare poi i vari rischi della strada, incidenti, burroni, ragazzi che lanciano le pietre, ragazzi violenti che li cospargono di benzina e poi con un accendino gli danno fuoco. Trovate diversi episodi di questa crudeltà su internet. Chi abbandona un animale non ha capito o non ha voluto capire la responsabilità che si è assunto nel portarlo in casa. È un essere vivente, è un componente della famiglia. Chi abbandona il cane o il gatto, perché pure i gatti vengono abbandonati, è un vigliacco e un traditore. Loro non sono né vigliacchi né traditori, loro amano incondizionatamente, danno la vita per il loro padrone. Io amo tantissimo gli animali e quindi sono cose che non riesco proprio a concepire. Voglio dire a queste persone che non amano gli animali, a differenza di noi che li amiamo, di non prenderli. Fanno la cosa più saggia della loro vita. Grazie.